questa finalissima, chi sarà il campione di Lo Sapevo? Lo scopriremo questa sera in sfida la Proloco di Buttrio e la Proloco di Dignano. Andiamo subito da Buttrio a Buttrio da Lucina, l'applauso alla nostra capitana confermatissima. La Proloco di Buttrio che ha vinto la seconda edizione di Lo Sapevo, siamo arrivati alla quinta. Buttrio dopo Dignano ha vinto appunto la seconda edizione. Invece i primi campionissimi sono stati loro, quelli di Dignano, e Massimo è il capitano, eccolo qua. Loro però, oltre a vincere la prima edizione, hanno vinto anche la quarta edizione, hanno portato qui le due coppe, che poi il nostro regista, eccolo qua, riuscirà a inquadrare, le vedete adesso, le due coppe delle due edizioni vinte. Dall'altra parte Buttrio che ha vinto, come vi dicevo, la seconda edizione, quindi i campionissimi, stando ai numeri, siete voi con due coppe vinte, Massimo. E intendiamo mantenere questo primato stasera. E intendono mantenere questo primato. Ma Lucina è il valore aggiunto della Proloco di Buttrio. Lei non lo vuole mai dire, hanno sempre messo un'altra persona come capitano. Questa volta hanno deciso in questa finalissima di inserire te come capitana, ma tu c'è un torto collo, come direbbero i latini. Ma tu sei molto preparata, molto. Se fai la domanda, sì. Sei molto preparata e volevi sempre chiedere, fare altre domande e altre curiosità al nostro Claudio Romanzini, che questa sera è live, dal vivo, in presenza, eccolo qua. Mandi, buonasera a tutti e benvenuti a queste ultime puntate, se Dio vuole, infinito, dopo, se io avevo di là in ferie già il mese passato, ma dopo Alexi si è tirato fuori, Fasin che sfide lì, Fasin che altre, vabbè. No, ma dove andavi in vacanza? Scusa, tanto per sapere in questa situazione. A Fordisore, lunedì a Fordisore. Bene, Lucina, sei contenta di avere qui Romanzini, il nostro vecchio venerando, il nostro venerando non vecchio, più no, le giovani, per l'amor di Dio non sta dicendo vecchio, che le giovani. Diversamente giovane. Venerando però. Venerando, venerabile. Venerando per la cultura. Esatto. Per la cultura. Bene, Claudio ha preparato diversi quiz per voi questa sera, il friulano in particolare e i proverbi. Sapete che in questa fase abbiamo proposto i proverbi alle nostre Proloco. Siete pronti? Siamo pronti. Pronti. Tu Claudio sei pronto? No. Pronti, partiamo lo stesso con il primo quiz. Allora andiamo a scoprire il nostro cubo virtuale. Questo è sempre Claudio Romanzin. Andiamo a vedere il cubo virtuale, primo argomento. Partiamo subito, ma non vediamo un video, è una domanda diretta. Con quale nome è conosciuta l'isola di Martignano di fronte al Faro Rosso di Lignano? Come si chiama? Isola dei pinguini, isola delle conchiglie, isola dei granchi, isola degli amanti? È l'isola delle conchiglie. Bravo, no. La conosci l'isola? Insomma, non di Lignano, sì, la vedo bene. La vedi bene. Tu Lucina pensavi fosse l'isola degli amanti o dei granchi? Oddio, che degli amanti l'avresti escluso dai pinguini, no? Ma tra granchi... poteva starci anche i granchi. Non amo tanto il mare. Non ami? Questa è la prima domanda e Massimo ha dato subito la risposta, la Proloco di Dignano, con 5 punti conquistati. Andiamo avanti che è il nostro cubo virtuale. Vediamo il prossimo argomento. Parliamo del Picolit, ben noto vino di meditazione friulano, giusto? Era apprezzato da quale personaggio della cultura però? Vediamo. Alessandro Manzoni, Virgilio, Carlo Goldoni o Omero? Buttrio dice C. Ed è la risposta esatta. Anche tu, Claudio. Sì, ma disegni che è tutta in vecchie, no? Dunque io non so lì dentro, che liste lì perché è tutta in vecchie passate, ma sì, esattamente. Vino da meditazione che vuol dire che sia di bevi plan. Ma perché era così apprezzato da Carlo Goldoni? No, in realtà al piacere a tanti, all'era dal 600-700 redotto, all'era proprio un vino che girava per tutta Europa. Al girare per tutta Europa a livello alto, cioè all'era il vin dai signori, insomma dai nobili,
E dunque, Carlo Goldoni non lo conosci come scrittore di teatro, capocomic e tutto, ma lei era anche una persona di cultura che girava in tutta Europa, e lui per esempio alla Stade Paris, alla corte, nel senso della corte reale, no dalle dan, la corte del re di Francia, da Parigi. Dunque, vuol dire, lui l'ha raccontato con il re, con la regina e con il eccetera, in tali ambienti di cose, perché lui in particolare, ma in realtà che il vecchio lo beveva in Italia, insomma. Non potevi sbagliare questa, eh? No, perché Lucina. Che di burri. so Che di di aver burri. trovato scritto. Sì? Sì. Bene, 4 punti conquistati da Buttrio, ancora 5 per Dignano. Andiamo avanti e vediamo il prossimo cubo virtuale, il prossimo argomento. Lucina è concentrata, vedete. Un quiz legato al mondo sportivo, ma lanciato da un sindaco, è il primo cittadino di Gorizia, Rodolfo Ziberna. Sentiamo. Una domanda forse un pelino un po' più difficile, ma forse un po' più difficile, ma non soltanto dedicata a chi si intende di una disciplina sportiva, perché questa è una particolarissima disciplina sportiva. Chi ama il biliardo, chi quantomeno conosce il gioco del biliardo, sa che ci sono vari giochi. All'americana, che sono quelle palle colorate con un numero, alla canadese, all'italiana. Ebbene, c'è ancora un gioco al biliardo famoso in tutto il mondo, che è un motivo di orgoglio per chi pratica questa disciplina sportiva anche nella nostra regione. Qual è questo particolare gioco di biliardo? Come si chiama questa particolare disciplina sportiva? Alla Goriziana. Alla Goriziana, non poteva sbagliare Dignano, perché Massimo è un gran sportivo, appassionato di calcio in primis, ma andiamo a sentire il sindaco Rodolfo Ziberna nella risposta. Questo particolare gioco di biliardo, credevo fosse facile, mi auguro sia stato facile, è alla Goriziana. In tutto il mondo giocano alla canadese, giocano all'americana, giocano all'italiana, a biliardo, ma in tutto il mondo giocano anche alla Goriziana, famosissimo davvero in tutto il mondo. E ringrazio il sindaco Rodolfo Ziberna che con la sua domanda ha fatto conquistare diversi punti al Proloco di Dignano. Tu, Lucina, su questa disciplina non eri al corrente. Claudio? No, sì, avevi fatto anche una domanda un par di anni fa. Era su queste logico robe. di pensare che forché, però. No, tu sai che a lei che il biliardo, le classiche giochi che fa, che invece di là a scuola a Marini. Allora, no, si faceva una volta, come no, perché come si sta attaccata ai telefonini. Dunque, Lui l'ha fatto, Massimo. Lucina, vuoi dire, sì, cioè se ha condotto a studiate, è chiaro che non marinava in no, scuola. e quindi non poteva saperlo. Invece che là in Massimo- musica di Dignan, così capisci sì. che loro conoscono tanto bene il biliardo. Sì. Bene, adesso abbiamo capito tutto, Massimo. Bene, andiamo avanti e andiamo a vedere il prossimo argomento del nostro cubo virtuale. Cultura. E qui andiamo a Sagagna. Nella cassaforte La Brunelde, secondo la leggenda si aggira il fantasma di un nobile ucciso nel 1420. Che caratteristica ha? Emette fiamme, tiene la testa sotto braccio, ha una gamba di legno e lumina incerte. Tiene la testa sotto braccio, bravo. Non tanto Massimo, ma il tuo Massimo. collega, che è un appassionato di storia, un appassionato di castelli, quindi riusciva a dare la risposta. Tu, Lucina, pensavo fossi più preparata su questa domanda? Non ti ricordavi? Sapevo di questa casaforte, ma che il fossone che finiva il ciao sotto il braccio, no. No, tu lo sapevi. E invece Claudio lo sapeva. Sì, perché ieri lì, che volte, lei ha una figura storica, un personaggio storico, che è stato copato dai veneziani dal 1420 quando sono arrivati, gli hanno tirato il chiaf e lui non sa vince fa, è restato lì, continua a girare col chiaf, tipo l'angurie, sotto dal braccio e va da torpa il No, testiere. ma ho imparato un giacchetto. Hai imparato anche questa, Lucina, vedi, in trasmissione. Dignano è in vantaggio, 14 punti, 4 punti per Buttrio, ma abbiamo ancora tanti quiz, poi c'è il gioco in friulano e ci sono anche i proverbi. Ma andiamo a vedere il prossimo quiz nel nostro cubo virtuale, l'argomento. Sorpresa, avete più tempo per pensarci, più punti in palio.
Fabio, quale di questi laghi si trova all'altitudine maggiore? Fusine, Pramollo, Avostanis, Predil. Avostanis. Beh, bravo il tuo compagno, cioè una domanda a testa ti danno. Ho degli alfieri molto efficaci. Preparatissimi. Come mai questa preparazione? Questa montagna, no? Piace la montagna, quindi anche a te piace la montagna, Claudio, quindi sapevi tutte le... Sì, no, io sono stato in tutti e quattro, no, ma parla buono, sono stato in tutti e quattro questi, Avostanis alle parsore del Promosio, Malga Promosio, e a lei che il più alto di tutti è quasi poco manco di 2000 metri di altezza, le donne dal confine con l'Austria. Invece dopo le Pramollo, che lei è sui 1500 ros, che altri due sono subite sotto i 1000, sono manco di 1000, sono 900 ros metri. Comunque sono due più alti di me, perché io sono 1,67. 10 punti conquista Dignano con questa domanda sorpresa, 24, quindi siete a quota 24 e 4 punti Buttrio. Ma come vi dicevo ci sono ancora tanti qui. Siamo ancora all'inizio, adesso una piccola pausa per la pubblicità, poi ritorneremo e partiamo subito con il primo proverbio, il primo domandone, che quindi sarà data subito la possibilità a Lucina, alla Proloco di Buttrio, di rispondere. A tra poco, lo sapevo. Finalissima con Buttrio e Dignano in sfida, e in questo momento Dignano è in vantaggio, 24 punti, Buttrio ne ha 4, ma c'è la possibilità di conquistare 10 punti adesso con il proverbio in friulano. Cara Lucina. Sperin ben. Sperin ben, dici. Proverbio. Sperin ben. Il primo domandone, il primo proverbio lo vediamo in grafica, lo leggerà il nostro Claudio Romanzini e sarà Lucina a dare la prima risposta. Se sbaglia daremo spazio a Dignano. Vediamo il proverbio. Cons di spes, amicizie lunghe. Che cosa si intende dire con questo proverbio, cara Lucina? Con di spes. Che per mantenere gli amici, credo, bisogna elargire. Elargire? No? No. Tu avevi staccato tan ben che tu mi sono splantate sul finale. All'amicizia è lunga, cons. Conti. Frequenti. Frequenti. Ma tu un altro senso. Aspetta, devo dare la risposta a Dignano, dalla tua. No, ma no di Allora, diamo ancora una piccola possibilità di chiudere il proverbio a Lucina, poi eventualmente diamo a Massimo la possibilità di rispondere. Di spesso, Lucina, non è prova. spesso. Sì. Però ma ha un significato, va interpretata, ha un significato particolare. Va interpretato, non tradotto. Però amicizia lunga, se bisogna fare i conti. Però... Lucina, prova a dirla perché altrimenti se non va bene... Allora, bisogna fare i conti spesso per tenere vicino le amicizie? Sì, ma in c'è senso. Questa è la traduzione. Questa è la traduzione. La traduzione non possiamo darla per buona, dobbiamo capire che cosa si intende dire con questo proverbio. Direi che... nel senso che bisogna stare attenti alla borsa. Borsa. Non possiamo darla buona, no, quindi a questo punto dà la risposta. Vediamo se la dà corretta Massimo. Che quando ti chiarisci con le persone e ti spieghi con frequenza e appunto con franchezza, l'amicizia può restare più a lungo. Questa volta andiamo sotto zero. No. Non vorrei fare la figura di Feliciano, che una volta una puntata, un proverbio la tira a lungo tutta la puntata, però no. No, ma a questo punto una volta se loro non danno la risposta, la diamo noi. Esatto. Ecco. Allora, in realtà ti vedi tutti e due, dit al di giusto e al di sbagliato, qui che l'aveva ragione era lui.
Ma tu, Lucina, non tu l'hai ascoltato. È chiaro, è chiaro. Per mantenere l'amicizia non bisogna avere debiti, fare debiti. Cons di spesa vuol dire clari cons, proprio i conti, Cioè i gli conti di affari soldi. rovinano Sirai- l'amicizia. Sierai Sierai cons, debis. not in i debis in peace. I debis rovini Scusa, l'amicizia. non avevo sentito. Lucina, non preoccuparti, ti è andata diciamo bene perché non hanno neanche loro dato la risposta e quindi diciamo rimaniamo nella Che situazione mi maraviglia, precedente. perché che lavora in banca, vuoi dire. No, ma si vede che lui i debiti non ne fa o comunque li sistema, no? Quindi per lui non era un Non era un problema. problema. Va bene, ripartiamo con questo punteggio, 24 punti Dignano, 4 Buttrio, Pulsantiere, perché ritorniamo con i nostri quiz e andiamo a vedere il prossimo argomento nel cubo virtuale. Territorio. Santo Stefano, Tissano, Mereto di Capitolo sono frazioni di quale comune tra questi? Muzzana, Buia, Mereto di Tomba, Santa Maria la Longa. Ed è proprio Santa Maria la Longa. Giusto? Chi ha dato la risposta? Buttrio. Brava Lucina. Ci passavo spesso per Ci andare passi a spesso e Palmanova. quindi te lo ricordavi. Anche Claudio ci passa No, in spesso. realtà per Santa Maria la Lunghe no, veramente. Lidoglie sì, ma lì no. Però lei è interessante e dopo voglio, che se no tu mi fai chiacchierare tutta la sera. Tu van su, Sì, van ho un su- po' d'acqua per te, Ah, eventualmente. ecco, sì, perché mi viene il pivot. No, Santa Maria la Lunga è molto interessante il nome perché in realtà non c'entra niente lungo. Ma il nome ho dei 5 minuti di italiano per contratto, devo parlare Sì, italiano ogni sì, 5 che minuti. scattano adesso. Esatto, praticamente Santa Maria la Longa in realtà il nome è di origine slava, tanto è vero che il vecchio nome del paese era Villa Sclavorum, cioè paese degli slavi, e Santa Maria la Longa vuol dire in realtà Santa Maria del Bosco, da una parola slava, quindi Longa non c'entra niente con quello che sembra, è solo questo sfoggio di cultura. Grazie. Andiamo avanti, vediamo i prossimi quiz, il nostro cubo virtuale, quindi il prossimo argomento. Con le pulsantiere fate attenzione perché Buttrio, vedi che Lucina è ripartita con questa domanda. Questa è una sorpresa, riguarda un giornalista sportivo che tutti conosciamo, è Bruno Pizzul, che saluto. Qual è il segno zodiacale del giornalista Bruno Pizzul? Bilancia, pesce, ariete, leone, avete 26 secondi Pesci? per pensarci, ma anche più Di? punti in palio. Chi è appassionato non è leone, quindi o è bilancia o è pesce o ariete. Non è ariete, ma è un pesci. Cioè, 8 marzo. 8 marzo, 8 Festa della marzo. donna. Festa della donna. Beh, t'ho detto di. Pensavo tu che con la grande passione per il calcio, invece no. Ma pesci ariete, ne sbia di po'. Andiamo avanti, vediamo il prossimo cubo virtuale, il prossimo argomento, così vediamo com'è la situazione, sempre Dignano in vantaggio, 24 punti, 9 punti. Ancora sport. Di che classe è? Brian Cristante, centrocampista della Roma, originario di San Giovanni di Casarsa, ma anche da poco è diventato papà. 89, 77, 98, 95. Non è del 98, quindi o dell'89 o 77, 95. Non è neanche dell'89, ma è del 95. Satellite? Io pensavo sempre che Massimo queste domande fossero per te un gioco da ragazzi, invece non è. Sa tutta memoria. 24 punti di Dignano, Buttrio 9, andiamo avanti, andiamo a vedere il prossimo cubo virtuale, il prossimo argomento. Territorio. Quale animale è raffigurato nello stemma comunale di Bordano? Un orso, una mucca, una pecora, un'aquila. Nello stemma di Bordano. Come? Non è un'aquila, Cosa? loro pensavano alle farfalle, no? Alla casa delle farfalle. E nemmeno un orso, La piuma. ma è una pecora.
Ma una pecora, perché Claudio? Allora, non sta domandando il perché, che non lo sai, sinceramente, non gli hai mai domandato. Però lo stemma ha una particolarità, non solo ha una pecora, che è molto insolito, perché ci sono degli stemmi dei comuni, ad esempio Tramonti, mi viene in mente, o altri, che hanno, per esempio, la mucca, quindi un animale non nobile, ma un animale da lavoro, un animale da fatica. Loro hanno la pecora, ma non solo, la pecora tiene in bocca un grappolo di uva, quindi molto insolito, molto particolare. Noi è Paveis però, Noi è Paveis, infatti tutti cercavano sono venuti farfalla e dopo. invece niente. Andiamo avanti, la situazione rimane inalterata, 24 punti Dignano, 9 Butrio. Andiamo a vedere il prossimo cubo virtuale, il prossimo quiz. Cultura, il 21 febbraio è la giornata internazionale della lingua madre. Quanti sono i parlanti di friulano stimati in Friuli Venezia Giulia? Circa 500.000, circa 600.000, circa 1 milione, circa 400.000. Non è circa 1 milione, Troppo. quindi un'altra cifra. Troppo. Tra B? 500, 600 e 400. Corretto, circa 600.000. Lucina è stressatissima perché non riesce a gestire l'emozione in questo momento. Adesso ci dice tutti i nomi di I tutti i parlanti. I nomi uno per uno. Cominciando da... Come Kelkal domandava come si chiama, quando tu fai tu le domande, no? Come si chiamano gli abitanti di... Sì. E un mi si spetta sempre che al vepe di due non su un par un. Giovanni, Antonio, Francesco. No, 600.000 circa i parlanti, in realtà il dato fa riferimento a un'indagine statistica condotta alcuni anni fa, quindi non è aggiornatissima. Nota che per spiegare il friulano parlo in italiano. sempre quei 5 minuti di contratto. 5 minuti di abbiamo stabilito. contratto con Telefriuli, con la filologica, eccetera. Sono circa 600.000 perché va considerato che intanto c'è una quota di abitanti del Friuli Venezia Giulia che non sono friulani, nel senso appunto triestini, area giuliana o i bisiacs di Zincusì. Dopodiché comunque poi sono i parlanti sloveno o tedesco, dopodiché comunque ci sono comunque molte persone che comunque non parlano. Ecco, 600.000 è il numero stimato di persone non che capiscono il friulano, perché lo capiscono quasi tutti, ma che lo parlano. Che lo parlano, correttamente o no? Chiaro, contenti di Caluffe Veli, Va bene, ok, ho capito. 24 punti Dignano, 12 Butrio. Facciamo una piccola pausa per la pubblicità, dico bene regia, perché poi ritorneremo con il gioco in friulano e con altri proverbi, altri quiz naturalmente. A tra poco, lo sapevo. Per la sfida dei campioni, la Proloco di Dignano che ha vinto 2 edizioni, questa sera sfida la Proloco di Butrio che ha vinto 1 edizione. In particolare Dignano ha vinto la prima e la 4ª edizione, Butrio la 2ª. E le Proloco si sono rincontrate in queste ultime puntate e le migliori sono loro al momento, Butrio e Dignano. In questo momento Dignano è in vantaggio, ma c'è il gioco in friulano. Cara Lucina, capitano di Butrio, può scegliere la busta, la 1 o la 2? 1. 1. Allora, il gioco in friulano sai bene che hai 1 minuto di tempo, le parole o in friulano o in italiano o dal friulano all'italiano. Tu preferiresti partire dal friulano o dall'italiano? Dipende per aules. Capito? Anche il proverbio Allora, le di prima. parole, questa sera il nostro venerando ha scelto i paesi, i comuni? Ecco, È un mio cavallo di è battaglia. il suo Sì? cavallo di battaglia. Bon. Paesi. Paesi, i paesi dammi in tu una friulano. Io lo dirò in friulano e tu in italiano, quindi dal friulano all'italiano. 1 minuto di tempo, Viene la fuori regia la grafica? viene fuori, dove viene fuori la scritta? Chiedo alla regia, sopra? Sul monitor davanti? Qua. Quindi guardate bene, poi le leggerò anch'io. Partiamo con 1 minuto di tempo. Manzan, Manzano, Andreis, Andreis, Nearet, Nogaredo, Dolegne,
Dolegna. Insic. 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 Sì. Insic, che è più una frazione probabilmente. Insicco, ma Dula Isel. No, No. Manzan. Manzan. Andreis. Nogaredo, Dolegna Dolegne. e Ciapilu. Insic, provaci, ragionaci un attimo. Insic. Siacco? No, Manzan. Manzano. Andreis. Nogaredo, Dolegna. Insic. Insic. Niente da fare. È Giassicco di Cormons. Gesù, là dell'imperatore. Anduins poi c'era, ed è Anduin, d'accordo. Dondrasse, Andrazza di fuori Andrazza, di sopra, sì. dove deve andare a fare vacanza il Sì, nostro quello l'hai Claudio. saputo. Se tu mi lasci. Uttano di Aiello, Ciconins, Ciconicco, Beh, Ciconicco. e E Ialmicco. Madonna, per colpa di Insicco. Non potevi tu metterlo insomma? Fasa queste, 4 su 10, 4 punti per Buttrio. Vuoi scoviare che il paese dell'imperatore è la che fa la fiesta dell'imperatore? Allora, chiedo alla regia, se è possibile, far vedere l'elenco di tutte le parole. Perché? Perché il nostro Claudio Romanzin, in una sfida interna con Enrico Radivo, ha proposto, ecco, facciamo vedere, da Manzano in su, vedete che si compone una parola con le prime lettere. Dico bene? Mandiaduc. Duc. Ecco, Aduc. per quello Aducci. ha inserito l'Insic, capisci Sì, perché? Mandiaducci. Ha inserito l'applauso per Claudio, perché invece il nostro Radivo aveva... lo sapevo. Lo sapevo. L'aveva fatto, lo sapevo, esatto. va bene. Quindi la stessa cosa capiterà a voi, ricomparrà una frasetta. Però questa volta dall'italiano al friulano, sempre paesi o frazioni. 1 minuto di tempo, quando la regia è pronta partiamo con la prima parola in friulano, il primo paese in friulano, io lo dirò in italiano, voi ecco, Camino, Chiamin. Iutizzo, Jutic. Aquileia, Aquilea. Ovaro, Davar. Aiello, Dael. Torricella, Torricella. Se non la sai partiamo da Camino. Chiamin. Iutizzo, Jutic. Aquileia, Aquilea. Ovaro, Davar. Aiello, Dael. Torricella, Torretta. Camino, Camino, Chiamin. Iutizzo, Aquileia, Davar. Ovaro, Dael. Aiello, Torricella. Torricelle. No, Camino, Iutizzo, Aquileia, Ovaro, Dael. Aiello, Torricella. Neanche la chiesa. Turisele a Valvasone. Turisele. Poi c'era Usago, Dusà a Travesio, Top di Travesio, Trussio, Trus, Dolegna del Coglio, Dolegna. Istrago, Distra, Spilimbergo. Spinzone Est, sì. E la parola, la frasetta che compare è in italiano? Ciao a tutti. Ciao a tutti. Allora, qui voi vi siete fermati su Torricella, quindi 5, 1, 2, 3, 4, 5. 5 punti. A lei studiate di notte queste composizioni? Sì, io di notte invece di dormire faccio queste robe schive. Turisele. Bravo, mandi a Duce, ciao a tutti, è stato bravissimo. La Bravo. prossima sarà Lai Tavore. Che sta più bene. Vediamo la situazione, Dignano 29 punti, Buttrio 16, quindi Massimo e la sua squadra mantiene il vantaggio, Buttrio 16, ma voglio dire c'è ancora un proverbio, ci sono altri quiz, tanti quiz proposti dai sindaci, avete visto prima Rodolfo Ziberna, sindaco di Gorizia che ringrazio tantissimo, altri 2 sindaci vedremo nei quiz questa sera. Allora partiamo subito, andiamo a vedere il prossimo quiz, il nostro cubo virtuale, l'argomento.
il genere letterario più frequente nei romanzi di Tullio Avoledo? Il genere erotico, romantico, fantastoria, poliziesco? Non è poliziesco e nemmeno romantico. Come mai, Lucina, chiedi tu lo sapevi, sai i tuoi compagni? Perché tu eri convinta? No, avevo pensato al poliziesco, ma no. Vabbè. Tu invece? No, fantastoria non l'avrei mai detto. No. E invece è così. Conferma Claudio Romantini. Sì, no, pensavi che Dignan al dicesse là, genere erotico, può dare, non sai. Sì, Cosa no. ridi, Massimo? No, la fantastoria sono tanti dei romanzi che ha scritto lui, sono ambientati in una situazione fantastica, realistiche ma fantastiche, perché si crea in condizioni storiche particolari. Facciamo l'esempio di un degli ultimi che l'ha scritto, che è Furland, che è ambientata al prossimo futuro, mi pare al 2050 o dal genere, dove il Friuli è diventato indipendente, è diventato però un grande parco giochi mondiale, cioè lui aveva da tutto il mondo in Friuli a giocare in pratica. Montagna, non mi ricordavo. Sì. Andiamo avanti ragazzi, perché Dignano mantiene il vantaggio, 29 punti, Butrio 16, ma andiamo avanti con i quiz, scopriamo il prossimo argomento. Che cos'è il Furlan? Il nostro oggetto misterioso che compare in foto, loro dovranno capire di cosa si tratta, ma poi la risposta sarà valida nel momento in cui daranno la risposta in friulano. Vediamo l'oggetto. Compare questo oggetto, che potrebbe essere un carretto, un'automobile, una carrozza. Non è un carretto, quindi Dignano già non ha la possibilità di rispondere. Che cos'è tra un'automobile e una carrozza? È una carrozza. Cara Lucina, come si dice carrozza in friulano? Io penso che io direi carrozza, in Furlandi si vede. Il brun, il veva una volta il tapon. Va bene. Va benon. La carrozza come dice Suatris, o biroccia anche, perché è un tiro a due. O se no, anche il brum è un tipo particolare che è il cuvier, bravissime. Voi dove avete visto il carretto? Domanda. Tra la stazionata e Parsore. La stazionata. Loro hanno visto dietro, no? Cioè loro pensavano. Ma Massimo, su, vabbè, andiamo avanti e andiamo a scoprire il prossimo argomento. Comunque, vedete che Butrio si avvicina grazie a questi punti, 24 adesso e Dignano 29. Cioè tu dovevi guardare tutta la foto prima. Non so il carretto, come hai fatto a vederlo, nessuno l'ha visto, solo voi. Andiamo avanti, prossimo quiz, il nostro cubo virtuale. Sport, qua. Parte avvantaggiato. La tifoseria dell'Udinese è gemellata con i supporter di quale altra squadra? Lazio, Triestina, Monza, Vicenza. È troppo facile questa. Troppo facile per Massimo. Flavio. Questa era facilissima perché lui è un grande tifoso, però insomma Lucina potevi forse arrivarci, no? No? Ma hai due moschettieri dietro, non sono sportivi? No? Neanche finita di leggere la domanda lui ha dato la risposta, è vero? Era troppo facile per lui. Allora andiamo avanti, 10 punti adesso di vantaggio Dignano su Butrio, ma vediamo il prossimo quiz, il prossimo cubo virtuale. Enogastronomia, questo è un quiz video che ci arriva dall'area enogastronomica di Promoturismo. Vediamo assieme. Sono Nicola Sfonza, collaboratore di Promoturismo FVG e oggi sono qua per porvi la seguente domanda. Qual è quel dolce che veniva regalato ai neocresimandi da parte dei rispettivi padrini? Qual era questo dolce? La cubana? Giusto. Hai visto Lucina che questo ragazzo, tu volevi sapere di dov'era? È di San Giorgio di Nogaro. È di San Giorgio di Nogaro. Andiamo a vedere la risposta precisa da parte di Promoturismo. Il dolce in questione è il colaz o colac.
una sorta di ciambella tipica delle province di Pordenone e di Uire. Si tratta di un dolce a base di farina di frumento, burro, zucchero, sale, cremor tartaro e all'occorrenza del pepe garofolato per conferirgli quella nota di piccantezza tipica del dolce. Bravo, bravo il nostro ragazzo da Promoturismo. San Giorgio. Lucina, questa volta hai saputo dare la risposta subito. Era mia madre che mi contava di che robe sca. Ah sì? Sì. Invece di Gnano, nie? No, Classe 1905, mia mamma Bene, brava. mi raccontava. Brava Lucina. Adesso andiamo avanti. Sì. Facevi le sgolanes di quel colasse, sì. mettevi insieme, le avevi in un spali, i colasse, e tu mettevi intorno al quello. Sì. Ah, Quella te era ricordi, regal sì, del santo. altri che orloi, e telefonini e robe del genere. Dignano mantiene il vantaggio 34 punti, Butrio 29, quindi si avvicina. Andiamo avanti, vediamo il prossimo cubo virtuale. Cultura, ma questo quiz ci arriva direttamente da San Giorgio della Ricchинvelda con il sindaco Michele Leon che ci ha mandato questo video. Provesano è una località del comune di San Giorgio della Ricchинvelda. Nella sua chiesa parrocchiale è custodito un ciclo di affreschi meraviglioso che vale la pena fermarsi un attimo a contemplare. Sapete di chi è opera? Di chi è opera? Giambattista Tiepolo, Giampaolo Tanner, Antonio Malteo, Gianfrancesco da Tolmezzo. Non è la B? Nella chiesa di Provesano, neanche a Malteo ragazzi, ma è Gianfrancesco da Tolmezzo. Vediamo il sindaco che ci Che dà la commentava risposta Nadia. precisa e dettagliata. Ascoltate il sindaco così imparate da lui. Sì. Il meraviglioso ciclo di affreschi è opera di Gianfrancesco da Tolmezzo, che è stato realizzato nel 1496. Sullo sfondo vi è una meravigliosa crocifissione, mentre sulle pareti vi sono rappresentate storie della crocifissione. Sull'arco in alto invece possiamo vedere la raffigurazione di molti santi. Merita una volta fermarsi a vedere questo ciclo di affreschi ancora così ben conservato. E grazie al sindaco Leon, così adesso andate tutti a San Giorgio della Ricchинvelda, tutti. Sì, anche ad Ondio, no? Quindi dovete andare a dare un scusa. occhio alla chiesa di Provesano. Tu sei stato, Claudio? Sì, io sono stato a 2 chilometri di Provesano. Sì? Sì, sì, sì. Bene. Infatti volevo giusto osservare che la glese della fotografia non è che di Provesano, ma è che di San Giorgio, ma non importa. Va bene, Dignano 34 punti, Butrio 29. Chi sarà il campione lo scopriremo dopo la pubblicità, lo sapevo, tra poco. Campioni, Butrio e Dignano sono i campioni che si sfidano questa sera. La Proloco di Dignano ha vinto 2 edizioni, la prima e la quarta di Lo Sapevo, mentre Butrio, e hanno portato anche loro la coppa, hanno vinto la seconda edizione di Lo Sapevo. Eccola qua la coppa portata da Lucina. Chissà dove l'avevate in sede? Dove la tenevate la coppa? Nella sede della Proloco. Della Proloco, sì, nell'ufficio IAT. Nell'ufficio, mentre le coppe di Dignano avete 2, dove le mettete voi? Anche lì? Una da Zeiar. Una a casa di uno dei componenti della Prologo, che la tiene lì in casa, sede di Dignano, e l'altra nella sede di sede, quindi avendone 2, insomma. Lo smetti. Va bene. Allora, 34 punti Dignano, 29 Butrio. Adesso c'è il secondo domandone, il secondo proverbio. Anche qui Lucina ha la possibilità di rispondere per prima. Vediamo il proverbio di questa sera, il secondo proverbio in friulano. Il gat alle un leon pesurilis. Caro Lucina, che cosa si intende dire con questo proverbio? Dipende dai punti di vista. Sì, dipende nel senso che... No, ha già risponduto.
E tutto dipende dai punti di vista. Ah, ok, Era la no, io avevo risposta. capito, dipende dai punti di vista come No, no, considerazione. no, però- E invece è la risposta, quindi è corretta. Se lui è il disco, Se le cose dipendono da come le si guarda. Come la canzone di Carabe de Palo, dipende. Da che dipende? Da che dipende, esatto. Dalla Quindi 10 sorrisi. punti, Lucina. Buttrio conquista 10 punti e quindi con questi 10 punti Buttrio passa in vantaggio, 39, Dignano 34. Da questo momento in poi non vedremo più il punteggio, perché abbiamo gli ultimi quiz e un eventuale quiz spareggio, se fosse la situazione, arrivasse appunto in una situazione di parità. Adesso partiamo con tutti i quiz, questo è il vostro risultato attuale, ma non lo vedrete nei prossimi quiz. Allora andiamo a vedere il cubo virtuale, il prossimo argomento. Sport. Quante sono le società regionali affiliate alla Federazione di Football Americano? 1, 20, 10, 5. 5. No, Lucina. Grazie. Lucina è esperta di football americano. No, è il ragazzo che le ha dato la mano. Figurati, non sai di che robe schiaffo. Ma tu le sai, le 5? No, sì. Ah, tu bravo, Sì, sì. bravissimo. Dos di Trieste, una è di Pordenone, una è di Basilian, di Udine, e una è di Ronchi dei Legionari. Dopo non sai se tutte cinque sono in attività che stanno, però sono affiliate col 2020-2021. Bene, andiamo avanti e vediamo il nostro cubo virtuale che è già partito ed è sull'enogastronomia e quindi anche in questo caso diamo la parola all'area enogastronomica di Promoturismo che ci propone il quiz. Sono Elisa Marachic e lavoro nell'ufficio enogastronomia di Promoturismo FVG. L'argomento di stasera è il carnevale. Qua ho un vassoio delle tipiche frittelle che tutti conosciamo, ripiene di mele e uvetta, ma la domanda di stasera è su un'altra tipologia di frittella, le frittoe con anima. Infatti la domanda è: di cosa sono ripiene le tipiche frittoe con anima? E di cosa sono ripiene? Crema, pere, acciughe o melanzane? Acciughe. Vediamo precisamente la risposta che ci arriva da Promoturismo, così ne capiamo di più. Vediamo. Ormai. La risposta esatta è acciughe. La tipica frittoa con anima, infatti, che viene fatta nel periodo di carnevale nella zona del Carso, è ripiena di acciughe, per cui, diversamente da tutti gli altri dolci carnevaleschi, è un prodotto salato. L'avete mai mangiato? No. Io no. Però lo sapevi? Lui lo sapeva. Sempre col microfono, però. L'hai sentita dove? Nel cuore. L'hai sentita nel cuore. Quando diceva con l'anima ho pensato all'acciuga, ho trovato l'acciuga e ho detto proviamo acciuga. Ah, c'è una sensazione, non è Sì, che lei perché i sapori magari ci stava, un qualcosa di dolce e salato. Bravo, bene, è stato bravo. Tu Lucina invece solo dolci. Dolci, il pesti è detta non mi piace. Nel PES, niente, non è per te il PES. Niente. Andiamo avanti, allora vediamo il prossimo argomento, il nostro cubo virtuale. Territorio e torniamo a San Giorgio della Ricchinvelda con il nostro sindaco che ci propone un nuovo quiz. Sindaco Leon. Rauscedo è conosciuta in tutto il mondo per la produzione delle barbatelle di vite. Sapete per quale motivo bisogna innestare la vite per poi poterla piantare e creare i vigneti non solo del Friuli ma di tutto il mondo? Qual è il motivo? Per la lunghezza, la gestione del lavoro, la presenza di un parassita? Sì, è la presenza di un parassita. Tu lo sapevi, Massimo, ma adesso ti spiega proprio bene il sindaco Leon nella risposta. Video, vediamola. La barbatella di vite si innesta perché alla fine del 1800 arrivò un parassita di origine americana, la fillossera, che pungendo le radici della vite europea, cioè quella che dà il vino bianco, il vino rosso che noi
conosciamo la faceva morire. Quindi Rauscedo hanno avuto la geniale intuizione 100 anni fa di innestare una gemma di vite europea su un piede americano che è infruttuoso e resiste alle punture della fillossera. Grazie e complimenti al sindaco Michele Leon che ci ha proposto questi quiz, che ha visto anche in difficoltà le nostre Proloco, ma Massimo anche Lucina la sapeva su questo, solo che il Massimo è stato velocissimo. Lo sapevate? No, questo lo sapevo. Va bene, comunque grazie al sindaco, andiamo avanti perché ci sono gli ultimi 2 quiz, poi se dovesse esserci un caso di parità abbiamo un quiz in più, il quizzone finale spareggia. Vediamo, cubo virtuale. Territorio, e questo quiz ci arriva direttamente da Precenicco con il suo sindaco Andrea De Nicolò. La piazza del porto di Precenicco affaccia sulle rive di un fiume, il quale fin da epoca romana e medievale è stato utilizzato quale elemento di collegamento e di trasporto. Sapete dirmi di quale fiume si tratta? Di quale fiume si tratta? Dell'Isonzo, dell'Antisone, del tagliamento dello Stella? È proprio il fiume Stella. Era facilissimo, Andrea, il sindaco di Precenicco, è stato proprio molto buono con voi. Vediamo la risposta. Avete indovinato? Si tratta del fiume Stella, per gli antichi romani il fiume Anaxum. Giusto, e questo invece Claudio Romanzin. Ti hanno inquadrato subito. Sì, volevi commentare? No, ieri d'ora indormitimi, ma no, scherzi, ieri che ascoltavi, ma sì, siccome sei un po' sorti, ieri che ascoltavi ben c'è che sì, che era leggermente disturbato l'audio, insomma. Sì, perché era proprio davanti al fiume. Esattamente, Stella, Anaxum, appunto, ieri che pensavi che in effetti io lo chiamavi così, anche ieri piccolo. Quando tu eri sì, 2000 in fa. Giusto. Andiamo avanti perché noi non sappiamo in questo momento qual è la situazione. Io non lo so, ma abbiamo un altro quiz. E poi scopriremo chi ha vinto questa puntata, questa edizione speciale, Lo Sapevo. Sorpresa, più punti in palio, più tempo per pensarci. E il quiz arriva nuovamente da Precenicco con il sindaco Andrea De Nicolò. A pochi minuti dal centro abitato di Precenicco, nella frazione di Titiano, troviamo sempre lungo le rive del fiume Stella una piccola chiesetta dedicata a Santa Maria della Neve. Nel XVI secolo è stata ristrutturata e ampliata da un ordine di monaci guerrieri che risiedeva a Precenicco. Sapete dirmi a quale ordine appartenevano? A quale ordine appartenevano? Templari. Non è Templari, ma è Cavalieri Teutonici. Vediamo la risposta da parte del sindaco di Precenicco, Andrea De Nicolò. Precisa. Si tratta dei Cavalieri Teutonici, che ebbero dai conti di Gorizia il feudo di Precenicco e i suoi territori. Grazie al sindaco Andrea De Nicolò per averci inviato questi quiz. Siamo in chiusura. Chi avrà vinto questa puntata? Loro. Ma soprattutto, chi è il campione di Lo Sapevo? C'è una situazione di parità? Chiedo alla regia o no? No. Quasi. Quasi sì, o significa no. che però non ci serve un quiz spareggio. Dico bene? Non ci serve. Non c'è. Quindi vediamo chi ha vinto questa puntata e chi quindi ottiene il titolo di campione di Lo Sapevo. Vediamo. Fortuna. Loro. Dettaglioso. Io non so, io non ho fatto i calcoli, Massimo lavora in banca, dovrebbe sapere tutto, ma... Butrio 53, e per quanti punti vince Dignano? 54! Per un punto vince Dignano! E quindi sono loro i campioni, meritano le 2 coppe, meritano
aver conquistato, Abbiamo difeso. hanno difeso il primato, diciamo così. Complimenti Lucina. Non è possibile. Che altra volta la stessa roba. Ma Non è Lucina fa possibile. ricorso al TAR. Ricorso al TAR. Lucina, è la vostra bestia nera, è così? Sì, ce lo dite Hai che altra detto volta? tu, È il Vignano Bobo Rosso? È la squadra da battere sempre, no? È quella che non... Capì? E quindi... Noi torniamo a Buri disegni. Non dite niente a Non stai da di Butrio. lui, Non dite niente, dite che sono troppo forti, dite che non so. No, è una fortuna. Poi perché è un po' ogni tanto. Sì, in effetti Massimo sei tanto fortunato e sei sempre stato tu il È capitano. una fortuna, sì. Hai sempre portato avanti con la Cambieremo, no? squadra, Vediamo. cambiati gli elementi, però Beh, ma bene. visto che ora che i miei amici sono Bravi, li hai tirati su bene, come si vedi, dice. vedi. Per un punto vince Dignano, io ringrazio davvero tutta la Proloco di Dignano, anche il resto dei componenti, io spero davvero il prossimo anno di riuscire ad avere qui tutta la squadra in magari. studio e cercare di parlare delle vostre iniziative, che questo che è mancato tantissimo. certo. Mentre Butrio è riuscita in qualche modo, no? Anche grazie allo streaming, siete riusciti a organizzare qualche evento. Ecco, lui lavora nell'ufficio IAP. Lui lavora nell'ufficio. Il servizio civile presso la Proloco di Butrio, assieme all'UMPLI, Proloco Regione dell'FVG, e diciamo che in quest'anno mi ha messo sotto a fare roba, ecco. Avete realizzato diverse iniziative online, prossimamente avete in programma qualcosa? Allora, prossimamente inizieremo appunto con, come aveva raccontato Nadia la scorsa volta, con le interviste che abbiamo fatto ai nostri viticoltori di Butrio, e dopo diciamo che più in là avremo una cosa in programma che è una mostra che parla di qualcosa di strambo come quelli di Butrio, ovvero l'orologio e il campanile, visto che quest'anno ricorrerà il centenario delle campane di Butrio. Delle campane di Butrio. Bene, questa è l'iniziativa. Dignano, voi siete ancora in attesa perché voi volete cercare di partire con le vostre sagre, no? Per le vostre feste. Vedi che tutto cambia, ancora non siamo né gialli né arancioni, c'è sì nessuno sa. Gialli. Io sono in studi blu. Vabbè, comunque voi attendete gli eventi, cercate di capire l'evoluzione della situazione, poi bene, dai, cerchiamo di pensare sempre bene le cose. Grazie a Dignano, complimenti, voi siete campionissimi, quindi il prossimo anno Lucina tu spererai di non affrontare Dignano. Se non smettessi con Dignano il prossimo anno, io non vengo. È stata proprio precisa, eh? Claudio invece ci sarà sempre al mio fianco, qui lo dico io, sì lo dico io, e ti ringrazio tantissimo per l'aiuto e per la simpatia, perché è simpatico Lucina. Sì, è anche bravo. Anche Biel. Anche Biel. Disegni, sai, come attira, no, insomma, alle gratis. Anche lui buca lo schermo come te. Buca lo schermo Claudio, bene, vedi? Beh, insomma, dopo questa non puoi mancare. Basta che non me lo faccia impaiare, non sono fastidi. Grazie alla Proloco di Vignano, grazie alla Proloco di Butrio, alla Filologica, Società Filologica Friulana, all'UMPLI regionale, il Comitato regionale UMPLI Proloco del Friuli Venezia Giulia, grazie alla regia, Pierangelo Buttazzone, in particolare Paolo Bassi, Martina Beraldi, grazie a voi per l'attenzione, grazie per averci seguito, buonanotte, buona serata.